Ciao, sono Jimena Navarra e mi occupo di comunicazione e ufficio stampa per il circuito del Lazio di credito commerciale Tibex.net e siamo qui a Nizza, molto entusiasti di essere qui e siamo arrivati ieri, è stato veramente interessante, abbiamo ascoltato panel di esperti che hanno messo a confronto circuiti di credito commerciali a livello europeo, quindi è stato molto bello ascoltare l'esperienza di Bristol Pound in Inghilterra e del nascente circuito in Catalogna e dell'importanza appunto di questo progetto DigiPay for Growth all'interno del quale Sardex, il circuito della Catalogna e Bristol Pound si confrontano con l'Unione Europea per portare la soluzione all'economia a livello europeo, quindi come poter applicare i circuiti di credito commerciale alla pubblica amministrazione, e il fatto che l'Unione Europea abbia invitato tra gli esperti Sardex è per noi un motivo di grande entusiasmo. Per quanto riguarda il nostro circuito nel Lazio, invece siamo partiti a gennaio, quindi tra poco sarà un anno e abbiamo all'incirca 100 aziende iscritte per ora. Siamo molto entusiasti perché si stanno creando dei rapporti fiduciari tra i nostri associati, delle opportunità di business che altrimenti non sarebbero avvenute e quindi il riscontro è veramente estremamente positivo e a livello di comunicazione ci allineiamo molto con le realtà della sharing economy e quindi il valore aggiunto che questo circuito sta portando all'economia locale lo possiamo vedere veramente a livello tangibile quotidianamente nelle transazioni che avvengono tutti i giorni tra i nostri associati e sono tutte vendite aggiuntive e opportunità di business che il circuito sta portando in più per chi si è iscritto nel Lazio e le realtà sono anche molto diverse tra loro, quindi è molto interessante vedere come grandi realtà industriali riescono a interfacciarsi anche con piccole realtà locali mantenendo la ricchezza nella regione Lazio, quindi per l'economia locale sento che veramente in futuro ci sono grandi, enormi possibilità ed essere qui a Nizza, devo dire, mi stimola ancora di più perché ci confrontiamo appunto con lo sviluppo a livello di Unione Europea di questa realtà, quindi soprattutto complimenti ai ragazzi di Sardex che per me sono sempre fonte di stimolo e entusiasmo e poi chissà da qui ai prossimi 10 anni quali sono le possibilità infinite delle monete complementari, io credo che ce ne siano veramente molte.